700.000 euro è quanto incassato dal Comune di Venezia nei primi 8 giorni di introduzione del contributo d'accesso, una cifra superiore alle aspettative. Probabilmente supererà il 1.000.000 al termine di questa prima fase sperimentale di 11 giorni continuativi. Ma non è questo che interessa, evidenzia il primo cittadino. Ciò che conta è dare un segnale culturale alle persone che vengono a Venezia, e credo che questo sia passato, di difendere la città. Lo ha detto anche il Santo Padre l'altro giorno: Venezia è una città fragile e tutti devono mettersi una mano sulla coscienza, perché dobbiamo lasciarla almeno così com'è, non peggiorarla, dobbiamo tutelarla per le prossime generazioni. È una questione etica, tutti capiscano che sono ben accolti a Venezia, tutti devono rispettarla. È il rispetto la misura di questa cosa. Poi, se ci vogliono dare adito alle polemiche, per si scrive i giornali, va benissimo tutto, ma sono minoritarie. La città sta andando avanti, in silenzio la foresta cresce. Poi c'è qualche albero che cade e fa rumore, pazienza, ce ne faremo una ragione. La realtà è che l'aspetto culturale, che questa città va protetta e va rispettata, piano piano sta passando. Per cui avremo un turismo sempre più bello proprio perché vivrà la città in maniera serena. Intanto, a una settimana dall'entrata in vigore, è stato anche diffuso il dato totale. I visitatori giornalieri paganti sono stati 15.077. Per quanto riguarda invece le esenzioni, 53.116 ospiti in strutture ricettive del comune, 3.047 i residenti in Veneto. I controlli svolti al 7° giorno hanno verificato in totale 11.890 QR code, senza rilevare particolari criticità. Nel frattempo, fa sapere il sindaco, prosegue anche il lavoro per arrivare a una regolamentazione degli affitti brevi, altro fattore che alimenta l'overtourism. La proposta, dice, è quella di creare un registro dei locatori su cui ci si potrà iscrivere volontariamente, rispettando le caratteristiche di gestione dell'appartamento. Se vogliamo iniziare, ha concluso Brugnaro, bisogna farlo con un accordo che sia il più possibile accettato.